Amici bellini, vediamo di fare un po' di chiarezza su Perez, Neuen. Vediamo un pochino di capirci, perché c'è molta confusione in giro tra quelli che ne parlano. Chi dice è velocissimo, qualcuno dice però è lento. Qualcuno mente. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a JC, e sembra pure che sto un pochino, lasciate un like così smetto di laggare. Il problema del lag, lasciate il like, no, non scherzavo, lasciate il like veramente. Il problema del lag è che tengo 50 finestre aperte sotto per l'analisi di Perez, che pare sia in chiusura. Si parla di 18 milioni. Io ricordo sempre, e grazie a tutti quelli che hanno visto il video di ieri, che c'è un problema di liste serio che nessuno sta affrontando e che quindi ci porterà, una volta concluso anche questo acquisto, a dover parlare di cessioni o di giocatori che dovranno essere messi fuori lista, fuori rosa, forse anche temporaneamente, cioè quelli che non stanno in forma ancora fisicamente. Anche il report dell'allenamento del Napoli non è chiaro, non si parla di Dendoncker, non si parla di Traoré, eppure dovrebbero aver già effettuato allenamenti. Non vi siete iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Insomma, dobbiamo fare un po' di chiarezza. Cominciamo con un Amrabat e ci spostiamo a questa considerazione di Pistocchi, che spesso è molto preciso nelle sue cose, però mi interessa sottolineare che al di là della stima che uno può avere, quando ti occupi di troppe squadre non sai nel profondo quelle che sono le situazioni di tutte le squadre, di ogni squadra. Quindi lui parte con De Laurentiis ai tifosi, aveva promesso che il Napoli avrebbe fatto mercato, ma non aveva detto che mercato avrebbe fatto. Mazzarri ha avuto un difensore esterno, Mazzocchi, giocatore di buona qualità per sostituire il partente Zanoli. Io già dico, al massimo puoi dire giocatore di buona quantità, cioè di corsa, di carattere, di impegno. La qualità con Mazzocchi, mi dispiace, ancora la dobbiamo vedere. Aveva chiesto un difensore centrale veloce e la società sta trattando Perez, buon giocatore ma che veloce non è. E già qua va in contrasto con quello che mi dicono molti altri, cioè che il giocatore tra le sue qualità migliori ha la velocità. E andiamo a scoprirlo. Serviva una mezzala per compensare l'addio di Elmas e l'assenza temporanea di Anghissà, ed è arrivato Dendoncker, mediano che può fare anche il difensore centrale ma non è una mezzala. E qua, vabbè, il mediano che non può fare la mezzala, insomma, fino a un certo punto, perché abbiamo visto Lobotka non può giocare a due, ve la ricordate quella frase? E abbiamo visto nelle ultime partite che non è affatto vero. Zerbin, appena esploso in Supercoppa, è in grado di ricoprire più ruoli, è andato in prestito al Monza e non sarà sostituito. Con Zielinski con la testa all'Inter, sono 5 i titolarissimi del terzo scudetto che domenica non saranno a disposizione del Tec. Kim, Anghissà, Zielinski, Osimhen, Kvara. Io ci aggiungo che se lo dimenticano sempre, lo Zan era uno di quelli che faceva parte delle rotazioni. Ci dobbiamo mettere anche Oliveira che faceva parte delle rotazioni. Insomma, questo anche per difendere Mazzarri. Non puoi fare il gioco di Spalletti e riproporre la squadra di Spalletti quando te ne mancano troppi e continuano ad aumentare quelli che ti mancano. Quindi serve serietà quando si analizza il lavoro di Mazzarri, e pensare che anche grazie a sé, vabbè. Quindi, al di là di quelle che sono le considerazioni di Pistocchi, io prendo il fantacalcio.it e vedo la media voto è 5.81, Fantamedia 5.71, 1.84, e questo è un dato che corrisponde sulla maggior parte dei portali di piede destro, e le ha giocate praticamente tutte. Però quello che sappiamo è che veniva spesso utilizzato da braccetto e poi ultimamente è stato spostato centrale. Ora Perez è un giocatore che nasce come la maggior parte dei giocatori, perché anche Di Lorenzo, tutti i giocatori che hanno un po' di talento cominciano in attacco. E fanno un po' di gol, si fanno vedere, poi a seconda di cosa serve nelle varie giovanili dove questi giocatori un po' più di talento devono essere impiegati, magari lo spostano. Io mi ricordo un mister mio, c'era un attaccante che era proprio forte, teneva lo spunto, tu giochi attaccante, vabbè, ti puoi mettere anche esterno destro perché è la stessa cosa, e il giorno dopo tu giochi esterno destro e puoi fare anche il tutta fascia terzino perché è la stessa cosa, perché tu giochi terzino e puoi fare anche il difensore centrale perché il terzino deve saper difendere. Insomma, piano piano
il ragazzo dall'attacco finì in difesa. Idem è successo con Perez, che si definisce un 2, cioè un terzino. Andiamo a vedere, ci spostiamo nell'analisi tattica, che poi non è tattica ma sono parole. Questa è una recensione su un portale che si chiama Scout Nation, quindi col granello di sale. Insomma, il 18/6/2018 si parlava di Perez, altezza 1,84, quindi non dovrebbe essere cresciuto più di tanto nel frattempo. Per comparazione, noi che conosciamo i nostri, Amir Rrahmani è 1,92, quindi gli dà quasi una decina di centimetri, quindi non è altissimo. Ma vabbè. La biografia, l'Atletico Madrid, eccetera eccetera, caratteristiche tecniche e tattiche. Nguyen Perez ha affermato che la sua posizione naturale è da numero 2, ok, ma che ultimamente l'hanno messo a giocare da numero 6. Sono un centrale alto, mi piace giocare con la palla, dare il primo passaggio, sono abbastanza veloce e forte nella marcatura. Questo lui dice di se stesso. Va benissimo così, però se si dichiara veloce sicuramente lento non sarà, anche perché non è un Marcantonio. Avete presente quei giocatori di 1,95 m? Ecco, si può dire di Rrahmani che è un po' lento, non si può dire di Perez probabilmente. Poi ci sono quei giocatori che sono alti e anche veloci, come chi? Ma lasciamo perdere. Molto attento e concentrato, discreta tecnica di base, altra frase che si dice sempre, una discreta tecnica di base, filtra ottimismo, non disdegna le uscite palla al piede, senso della posizione dell'anticipo, gioca sempre con grande tranquillità, non va in confusione, così facendo dà sicurezza al reparto e conosce l'ambiente e tutte le frasi fatte. Marcature preventive, non perde mai di vista l'avversario, va benissimo. Personalità, difensore energetico, grintoso, in grado di guidare tutto il reparto, viene impiegato come difensore centrale di destra di una difesa a 4, ma per caratteristiche fisiche e atletiche può adattarsi perfettamente anche a una difesa a 3. Punti di forza, personalità, marcatura, velocità, fisicità, tecnica, senso dell'anticipo, senso della posizione. Punto di debolezza, può evitare di rischiare di portare la palla in prossimità della propria area di rigore, porta troppo la palla, ma questo gli è stato sicuramente tolto anche dall'esperienza con l'Udinese. Valutazione 3,5 su 5. Ora, confermata l'altezza, insomma è un ragazzo snello, 75 kg per 1,84, anche su Wikipedia. Sul Corriere dello Sport fanno un'analisi di un po' di cose, qua gli danno un centimetro in più, 1,85. Passaggi riusciti, che ci interessa perché noi la confusione la risolviamo solamente alla prossima conferenza di Mazzarri, dove non ci dirà tanto, però noi potremo intuire se Mazzarri effettivamente vuole continuare a 3 oppure ritornare a 4, anche perché se tu vuoi continuare a 3 questo mercato ci dà ancora più confusione, perché c'è una sola parola d'ordine che possiamo dire di questo mercato, perché non stai prendendo solo giovani, perché Mazzocchi e Dendoncker sono giocatori esperti, non stai prendendo giocatori già pronti, perché Traoré è tutto da recuperare e lo stesso Dendoncker ha giocato poco, non li stai prendendo però nemmeno tutti in prospettiva come Popovic eccetera eccetera, quindi è un misto. L'unica parola d'ordine che li accomuna tutti credo sia la duttilità, perché Dendoncker può giocare sia a centrocampo che in difesa, perché Perez può fare un po' il terzino, può fare il centrale, può fare il braccetto, Mazzocchi lo puoi mettere anche a sinistra, Ngonge sicuramente è un esterno d'attacco che può giocare anche sotto punta e all'occorrenza anche da falso 9. Traoré il massimo della duttilità, perché può fare l'ala sinistra ma ha giocato anche a centrocampo. Insomma, come vedete, tutte queste caratteristiche ci portano alla parola d'utilità, cioè, e questa è una conclusione che tiro io, non siamo sicuri né di quello che faremo in questo finale di campionato con Mazzarri, e quindi giocatori che devono essere duttili e adattarsi al cambio di modulo eventuale, o quello che faremo l'anno prossimo, perché ovviamente è difficile ipotizzare già di avere un sì da un allenatore se non sai in che coppa starai, se non sai quali giocatori se ne andranno o meno, perché tutte le situazioni di contratto sono in questo momento appese in aria e quindi dobbiamo capire. Quindi d'utilità, questa è la scelta del Napoli. Poi sono giocatori, alcuni più pronti, altri meno, alcuni di sicuro talento, altri meno. E insisto, non voglio fare il ragioniero, non voglio dire 18 milioni per Perez sono pochi, il confronto con Nathan, il confronto con Nico Kim, hai speso, hai guadagnato. Il ragioniere in questo momento non lo dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente vedere come questi giocatori rispondono in campo, perché questo è il momento in cui serve freschezza, serve coraggio e bisogna uscire di nuovo da queste sabbie mobili di classifica e anche tattiche, perché in questo momento stiamo facendo un pochino di distruzione del gioco avversario più che costruire il nostro gioco. Quindi passaggi riusciti,
80%. Ora dobbiamo inquadrarlo anche in quale partita, in quale squadra gioca Perez, perché giocando nell'Udinese, una squadra che anche il voto, la media voto, squadra che perde parecchie partite, è normale che il voto è basso. Ma se andate a vedere anche gli highlights di Perez, è normale che voi vedete tutti i contrasti, scivolate, colpi di testa o mischie, la famosa mischia dove tu liberi e fai una bella figura, anche perché sono sempre in 5 lì in difesa, quindi c'è un intruppo, la squadra avversaria ti attacca e tu te ne esci bene, come se ne sta uscendo bene Rachmani da centrare nella nostra difesa a 5. Quindi ci sono pochissime immagini di 1 contro 1, tu e l'attaccante, e Perez lo ferma rispetto al dribbling e va in contrasto. Perché? Perché nell'Udinese è molto coperto, quindi è difficile. Se continuiamo a fare la difesa a 5 si troverà benissimo, ma se poi devi fare la difesa a 4 e devi anche impostare, 80% non è un numero altissimo. Contrasti vinti 62% è abbastanza alto, e duelli vinti 65% è abbastanza alto. Per comparazione andiamo a prendere velocemente Rachmani. Vedete, passaggi riusciti 88%, molto meglio Rachmani in impostazione, 85 di contrasti vinti, molto meglio, duelli vinti non meglio, un leggermente peggio. Andiamo a vedere anche Juan Jesus, per esempio, 91% di passaggi riusciti, questa è una cosa che vi dico sempre. Juan Jesus imposta leggermente meglio dei suoi compagni, quindi riescono di più i passaggi. Contrasti vinti però di meno, 41, e duelli vinti di meno di Perez, 54. Poi prendo Østigård perché potrebbe uscire Østigård, ovviamente nella logica delle liste e nella logica di un giocatore che probabilmente è stato bocciato. Qualcuno dice magari lasciamolo solo in prestito, stiamo vedendo giocatori che arrivano in prestito, giocatori che se ne vanno in prestito, insomma c'è un po' di confusione, non sono decisioni definitive che sta prendendo il Napoli. 87% in impostazione, quindi meglio di Perez, simili i duelli col 65%, un po' meno nei contrasti. La cosa che dice Mazzarri, cioè Østigård bene quando va nei duelli magari di colpi di testa, però nelle marcature dove poi va in contrasto non è eccezionale. E quindi vedete che il punto di forza di Perez è nei contrasti, questo stiamo vedendo. E visto che ci troviamo, la hit map, come vedete, tende da braccetto destro, quando veniva utilizzato da braccetto destro, ad occupare quella zona di campo. Adesso lo stiamo vedendo un pochino di più al centro, ha fatto anche il braccetto sinistro. Se andiamo a vedere negli anni precedenti, vedete un po' più a sinistra, con tocchi sparsi per tutta la metà campo propria, e in questo caso anche un po' più a sinistra. Ovviamente poca creatività, poco attacco, poca tecnica, molta difesa e molti contrasti. Queste sono le caratteristiche di Perez, che onestamente, se uno mi dice è veloce, se uno mi dice è lento, probabilmente è un giocatore medio, che non è Roberto Carlos e che non sarà lento come Jaap Stam, però è un giocatore che deve fare della concentrazione il suo punto di forza, perché non è una cima, non è 1 metro e non va 2 metri, è 1,84, un giocatore medio che va benissimo, però è medio. Cioè non è un giocatore che rispetto a Østigård, caspita che salto di qualità che hai fatto, è un giocatore che secondo me con un po' più di esperienza in Italia, ma vale Nathan, come capiamoci, con caratteristiche diverse, ma vale una decina di milioni, per capirci. Ripeto, non voglio fare quello che l'hai pagato troppo, non mi interessa, se funziona va bene, però per me è un giocatore medio, e medio è la valutazione generale del mercato del Napoli finora. Ora però lo completeremo questo giudizio quando sapremo le cessioni, perché se ti rendi conto che hai rinunciato a dei giocatori che poi ti potevano servire per un'esigenza di lista o per una questione di contratti che non si sono risolti, dobbiamo vedere se il Napoli alla fine di questo mercato di riparazione ne è uscito rinforzato, migliorato oppure no. Sta bello Østigård in questa fotografia, in questo video, è Kvara, però Østigård da qua pare in uscita. Dobbiamo capire, ragazzi, siamo ancora in grande dubbio, anche perché il report dell'allenamento non ci chiarisce delle cose. Vediamo inquadrato un Gonge, vediamo con Mario Rui, vediamo lì Rachmani. Inquadrati qui dovrebbe essere Traoré, Politano, Mazzocchi, Rachmani, Di Lorenzo, e questo deve essere un ragazzo della primavera che non riconosco, me lo scrivete voi nei commenti. Lindstrom, Traoré, vedete Demme, quindi Demme che avevamo il dubbio c'è o non c'è, dovrebbe essere recuperato, ed è importantissima come notizia perché in questo momento noi avevamo ipotizzato Lobotka Gaetano a centrocampo, ma se c'è Demme secondo me meglio di
di Gaetano, se deve fare la coppia con Lobot, ti garantisce dinamismo e anche un po' di interdizione, un po' di impostazione più pulita, quindi Demme è importante davvero in questo momento, senza sapere la situazione di Zielinski. Vedete Ngonge e vedete lo stesso Ostigard qui, e si rivede anche Nathan che ha lavorato a parte. Chiusura partita a tutto campo, Meret, Nathan e Olivera personalizzato in campo e in palestra, quindi non recuperati, e secondo me non recuperabili sono questi, ma bisogna capire se Traoré è effettivamente già abile e arruolabile, perché Mazzarri ci ha parlato di una mini preparazione che doveva fare. Dobbiamo capire le condizioni fisiche di Demme, dobbiamo capire le condizioni psicofisiche di Zielinski, se è stato fatto fuori definitivamente, sarà messo fuori dalle liste, oppure se ci puoi contare, perché cambia tutto il mondo. Se hai Zielinski e tu il 4-3 lo puoi anche considerare, se non ce l'hai o se il ragazzo non ti garantisce applicazione, assolutamente devi continuare con la situazione che stai sviluppando adesso. È veramente tutto molto confuso, lo sapete, io quando posso togliervi un dubbio cerco di togliervelo, adesso non riesco a risolverlo il dubbio. L'unica parola che, ripeto, la parola chiave che dovete scrivere nei commenti sotto, hashtag duttilità, deve essere un Napoli fluido, deve essere un Napoli duttile, perché questo è il punto fermo del mercato che sta facendo il Napoli. Poi che vada bene, che vada male, la mano sul fuoco mettetecela voi, nel senso, dite è un mercato schifosissimo, la mettete voi la mano sul fuoco. È un mercato perfetto, che era proprio quello che bisogna, la mettete voi la mano sul fuoco. Io voglio aspettare, perché poi essere troppo ottimista non è nemmeno il caso, bisogna essere prudenti, e io le perplessità rispetto ai giocatori ve le ho messe sul piatto, e poi sta a voi commentarle o meno. Quello che è certo è che dobbiamo tornare a giocare a pallone, perché la difesa d'oltranza che ti ha risolto alcuni problemi a lungo andare non giova, perché se non fai gol poi te manca Osimhen, te manca Kvara, te manca Simeo, qualcuno dovrà fare gol, con Raspadori vicino, allora Lindstrom e allora Ngonge subito titolare. Non vedo l'ora che arrivi questa partita, perché dobbiamo risolvere questi dubbi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, voi lasciate i like finali e sottoscrivete il Napoli duttile. Mai, il tutto delle sciare di una vita che